La Regione Veneto sta garantendo dei guadagni allucinanti che non hanno senso di esistere, sono immorali nei confronti del costruttore della superstrada pedemontana veneta. Addirittura anche il sottosegretario leghista Giorgetti ha detto che è una concessione che va rivista e oggi i giornali, come vi farò vedere, hanno fatto i conti e hanno dimostrato che abbiamo ragione. Si tratta di guadagni talmente esorbitanti e ricordiamoci garantiti con le nostre tasse che fanno impallidire il regalo vergognoso che fece il PD ad Autostrade SPA. Quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che è peggio, molto molto peggio rispetto a quello che ha messo in ginocchio le casse statali e tutto il nostro paese. Questa è la prima pagina dei quotidiani veneti di oggi. Guardate cosa scrivono. Pedemontana, rendimento record per l'azionista. E sapete chi è l'azionista? È il costruttore, mentre noi siamo quelli che pagano questo rendimento record, che ripeto, fa sbiancare, fa impallidire, fa sembrare poca roba i guadagni miliardari che fanno Autostrade alle nostre spalle. Allora noi siamo qui non solo per denunciare, ma per bloccare tutto questo. Ci siamo già attivati presso i ministeri e presso il governo, perché tutto questo va cambiato. Dobbiamo tagliare col passato, dobbiamo dire basta a questo sistema purtroppo che ha messo in ginocchio il nostro paese. Dobbiamo guardare al futuro con infrastrutture veloci, snelle e che costino costi europei. La stessa Corte dei Conti aspetta molte risposte su quest'opera e noi siamo qui, oltre che per vigilare, per tracciare la strada per il futuro che vuole il Veneto, un futuro dove non ci siano rendimenti record per gli azionisti, ma che ci siano strutture eccezionali per i cittadini.